più cordiale buonasera, vi giunge dal Teatro Troisi. La compagnia Napoli 2000 rappresenterà il capolavoro dell'anno 21 luglio, una storia vera, 2 atti e 2 quadri. Due atti e 2 quadri di Poppi di Tonto, con l'organizzazione Lace Music di Angelo Coppola. Prenderanno parte alla sceneggiata Luca nella parte del camorrista Martino D'Aiutolo, guardia giurata Antonello Caldore, il commissario Gaetano Gaudiero, l'avvocato Gianluca Mauriello, primo guardaspalle Davide Damiani, la fidanzata di Gennarino Luana Pini, la comicissima Maria Erpetre, nella parte di Gennarino Tony Orlando, la generica, la cattiva Anna Fusco, secondo guardaspalle Gino Coppola, la mamma Barbara Pini, Don Antonio il boss Antonio Palmentieri, Don Angelo il papà Angelo Coppola. Una grande partecipazione straordinaria, signori, Luciano nella parte di Luciano Caldore, ed infine l'idolo del momento, Nancy. Regia di Poppi di Tonto, orchestra diretta dal maestro Oreste Fiscale, scenografia di Gennaro Valetta, microfoni Tinta Parato e Figli. L'agenzia Ace Music augura a tutti quanti voi buon divertimento.
Papà. Buongiorno, Nonna Luisa. Buongiorno, Luana. Sto bene. La notte vi ha portato buoni consigli. E come si dice? La notte porta sempre buoni consigli. Oh, tu non mi riporti mai niente. Questa ci portassi davanti, non te, non guardare. Non è l'unica cosa che mi porta la notte. È sta schifezza di cancello. Ma non ti preoccupare. Vedrai che qualche volta pure tu piglierai un bello lotto. Sì, in avanti pigliaio. E che pigliare? A Brughino. Stai avanti che pigliare pure qualcosa per festeggiare. E vaffanculo, oggi pigliato pure qualcosa. Nonna Luisa, tiene sempre a capo a pazziare. Ma nemmeno un po', ma non stai a che sto. Ma tu a notte non dormi. Vediamo per il papà dove sta. Nemmeno stanotte si è ritirato. E mamma e Nunzia stanno addormentati solo stamattina. Io non l'ho voluto sciutare e sono scesi io. Che la mamma tu fa un'altra appresso a chi lo padrone tuo e che la sorella tu appresso a parte della mattina a sera. Ma Righi, va da te. Ma non c'è può far mettere il cervello a chi stuomano. Perché troppo chi soffre? Siete voi figli. Si scende mamma o sorma, dici Angelo che sto fuori per la filo di me. Voglio avere si sta là. Vabbè, vai, state attenti. State buono, nonna. Ciao, Nannetta. Che pena che mi fa! Ma chi l'annaggia, che stiamo che può fare? Righi, o comanda, ecco ma! Ma non fa soffrire figlio tuo, oh no? Sabi si non sta coppa c'è sceso. Chi stupere ruocca mi ha antipatico a me. Ma che lo sai? Stai fatta l'uomo? Ma scusate, ma qua sotto non faccio da guardaporto? No! Faccio la portiera! Ma guardaporto non viene, non è la stessa cosa, scusate. Allora, a guarda parte, guarda il porto! E un portiere? A vale pane! Non è scesa 1 minuto e 40 secondi fa. È sceso adesso con qualcuno. Non ti migliore, è sceso con un reggimento di soldati e con una banda di musica retro suonata. Allo stanzazza! Hai ragione che si fermano dopo, poi. O si no... Che stasera si tenga la batteria. Tu lo sai come è fatta mia. Che non ne può, essere migliore di tutto l'anno. Ma non ho capito come mi rispondi. Io qualche giorno in Cristo mi scordo che è femmina. Ah, va. Vabbè, ragionare, io non bevo caffè, questa mattina un caffè anche. Lascia lì a giocare a non ha chiamato perché il padre non si sentiva. Ma anche dai, ci me ne faccio fare un caffettino. Qui, poi trovare a essere buono, la famiglia. E fa questo, che te non si ci vede. Non mi preoccupare, non faccio quando Bro, tu a dove stai? Ma padre te l'hai trovato? E vabbè, sto arrivando, andiamo. Ok, non devo. Ciao. Eccomi servito! Mi ti dà buttare? Non vedete, ma non lo può fare. Una volta che faccio tutto un caffè a storia. Sì? Caffè, non sapevo. Anzi, manca sul saputo che stiamo venendo.
Ma guarda, io non sapevo che signore, però volessi sapere quando è che mi fa un culto a me. T'ha diritto di mano da pa. E di mano venga e te pa. Ma scusa, che se mi dai ieri però. Ma ieri era ieri. No, Oggi è oggi. no. E di mano è di mano. Io di mano venga e te paga, vai scarino. Vai scarino. Io quello che dico faccio. Tu ti arrivi un caffè in culo, lui fai sempre là, fai scarino. Quello che dici un po', Guarda, ne puoi. dammi di rimane, non ti preoccupare. Mi dici qualcosa, fai Ho scarino. parlato proprio! Ah, ma pensavo. Non ho azzeccato le due labbra! Ma pensavo, se non mi hai alzato un po' il caffè e tu chiamava faccio. Ora, prima Buongiorno, Nunzio. Appena mi hai chiamato, subito sono venuto. Ma dimmi un po', che è successo di così importante a farmi scendere il 7 a mattina? E perché? Ti è dispiaciuto mi avrà prima mattina? O il dormire è meglio innamorata tu? Ma no, ma non diceva questo. Non lo so, io pensavo che potevamo vederci verso le 2. È un orario più decente. Sì, ora di cavaliere. Tu sai perché da giornata a chiamare? No, io non ho la minima idea. Ma rimane poco, Nunzio. Ma che si tratta? Papà, dove sta? Manca stanotte si è ritirato. E solo tu puoi sapere. Io? E perché la già sapevo? Sì, è vero. Sto con lui a lavorare. Ma non posso conoscere tutti i suoi spostamenti. E poi tu sai che anche io ho il mio lavoro. Bel lavoro. O dici come se fosse un lavoro di gratificazione. Per me lo è. Ognuno nella vita ha scelto il proprio destino. Il proprio lavoro. E non chiama lavoro questo. Combattere fra di voi. Per pochi poteri. Per soldi. Per rapina. Per povera. Ma povera. No. Tieni presente che tuo padre non fa questo. Tuo padre è un campo a parte. Sì, sarà anche brutto a dirlo, ma tuo padre è specializzato in rapine e banca. E tu sai, non può fare ricchera. Sì, ma noi che mangiamo che stuppane. No, padre. Sì, ma il pane che non mi è mai piaciuto masticare. A me mi piacciono i soldi solati. Che da quando torna a casa mi mette in coppa tavola e c'è più spremere. E là ci trovo solo. Che sono questi soldi che mi piacciono? Ma perché, Lucia? Ma perché non hai fornito? Almeno tu ringella a papà. Fancelo un capito, prego. Nunzi, cose mi sa che non stanno buone. E poi non posso decidere quello che fa parte. Tu lo sai che mi occupo di altre cose. E vabbè, amore mio, c'hai ragione. Vuol dire che stamattina ha avuto una buona lezione di vita dall'innamorata mia. E chiamo, ma basta, parli sti cose, basta. Parliamo un po' di noi. Adesso che si fa, amore mio? Niente. Forse sono stato un poco troppo violento con te. Ma quello che tu volevi capire è che questa vita non la voglio vivere così. Già sei passata mamma. E se c'è ancora quello che ti passa. Ti prego, Lucia. Capisci? Non potesse mai succedere che hai te perdi. Ricordati, Nunzi, che tu sei tutto per me. Tu sei un sogno che voglio fare, sì. Ti voglio bene, Lucia. Ti voglio bene, amore mio. Allora
ma non ci pensiamo più. Ma vattene in coppia, non ti preoccupare, ti chiamerò P, va a vedere, non ti preoccupare. State accorto, Luciano. Non ti preoccupare perché la vita nostra sarà diversa, non sì. Vabbè. Tu prometti, amore mio. Tu State prometti. accorto, Luciano. Madonna mia. Non fa succedere niente. Io non resta. Fallo per me perché la povera mamma era mia. Eppure perché la soffre. Mamma. La soffre tanto. Non siamo mamma. Tutti e tre avevamo essere uniti. Stamattina Luana esce da Brescia. E ti davvero a papà. E non nascerà proprio a nessuno. Ma noi siamo stati fino a 5 stamattina all'aspettare. Ma poi non ce l'abbiamo fatta più. Mamma, sono 4 notti che papà non si ritira. Ma che sta succedendo? Niente, mamma, non ti preoccupare. Chissà scigliere sta vita da correre. E il padre te ne vita che corre. Ma io ho già parlato con Luciano. Ma ha detto che cosa mi dice che non stanno buoni. Eppure io sono amici. Ma che dice mamma? Che fanno fa? Quando si trasita un giro questo è difficile, assai difficile. Ma tuo padre è un uomo intelligente, sa che le fa e che le ha da fare. E poi non ti preoccupare, mamma, ci sta Luciana lì da Is. Sono sicura che sapranno cavarsela. Come si vede mamma? Ti ne sei una parola giusta al momento giusto. Mamma sta facendo sempre vicino a te. Perché tu, Luana, e insieme a padre, sei la cosa più bella che la vita mi poteva dare. E mi ha da credere a mamma. Per niente al mondo la voglio perdere. Vabbè mamma, come dici tu? A proposito, fra un mese è il compleanno tuo e noi dobbiamo progettare la tua festa. Come l'ha avuto Luana e l'avevi pure tu. Ma non ti preoccupare per me. Come? Io voglio solo che si accongi tutte cose. E che ne orna. Mi posso sposare pure come tante ragazze della mia età. Certo, mamma, ma che vuoi pensare? Mamma, ti prometto, tu e Luana, la vita fu più bella e più grande matrimonio che passa a terra. Io vi voglio vedere felice, mamma. Solo così posso morire contenta. Ma che dice mamma? Io nipotino tu ne puoi vedere? Iam, non ci pensiamo. Iam a bere a papà, che è più importante. Hai ragione, figlia mia. Andiamo insieme. Andiamo a bere a papà. Andiamo, vai Giovanni, andiamo. Comunque è andato tutto ok, non vi preoccupate. Oh, ma più solo che faccio. Don Antonio Mobili, miei rispetti. Cosa posso servirvi a voi e ai vostri pregiati giovanotti? Fa poco gusto. Ma la prima ditemi, don Antonio. Tu non ne hai mai valuto e mai servito. Grazie, don Antonio. Porta 3 caffè e leva davanti a dire, va. Hai capito? 3 caffè e leva davanti a dire. Sciumati. Semplici e leva davanti a dire. Amore. Comunque, o cantiere un coppo pomero voglio usare da tenere sotto perché da fonte sicuro lui non riglioverai avesse una mettere mano e noi non ce lo potremmo permettere perché o cantiere io mio là dentro ci stanno 3 mesi pedinamenti e minaccia all'ingegnere poi se ne venne donna Alfredo e so può pigliare. Nando, quasi per ricordare buono 5 mesi fa, dicesti che non lascia perdere il Dio. Ma che se vanno a fede con come no? Ma quel che è una scena. Voglio. E scene e metti e cagni quando voglio. Ma che gli sacci rispettare. A Bischeria Caldiere, che mi fu affidato dal fu Don Andrea. E se ne è appropriatissimo, facendo pure 3 muri. Senza tenere rispetto per nessuno. Voglio gli accordi sono saltati. Bene, e allora a questo punto è guerra vera. Niente per noi e niente per nessuno, Orando rispetto il nostro mestiere la prima cosa. Noi rispettiamo e vogliamo rispetto. Giusto, mamma. O che ne dai? Sono d'accordo pure io.
E poi dice che stasera poi stiamo tutti quanti con noi pianeti. Ma pure sta da stare. Sì, è perché sta da fonti sicure. Sta pigliando tutte le precauzioni. Per sta coperto contro di noi. E noi, ci veniamo a pigliare un caffè in due quartiere suo. Ehi, e ci apporto sto caffè. Prego, questo è il patrone con la mano del cuore. Ah, e allora è proprio ottimo. Sono poverato, quanto mi passa? Prego, alla salute, che c'è uno dei meglio caffè di Napoli, si chiamavano i brasiliani in tazza. Bello. E chi scrive sapere? Che sono qua fede? E se ne c'ho fede? No, state calmi, se potete evitare, sapete com'è, in questi giorni già ho dovuto subire 17 caffè, 4 cioccolati e 3 cappuccino in faccia. Mi dovete scusare. A subare, e cacci di soldi. O appartiene a qualcuno. No, non vi preoccupate, io sono una persona seria, io appartengo alla morte. Andiamo, vogliamo. Comunque... prima tappa ci manca la leggenda e poi dopo ci mettiamo d'accordo per tutto quello che dobbiamo fare. Gigi, tu prepara subito la macchina, mi raccomando, andiamo, Buonasera ragazzi. La morte a tutte e tre! No, non ci faccio, ma morte ai cani che fanno cantare sporco, non sono morte più. Io c'ho un miserere. E già tengo delle passe, qua. Ma tu ne hai visto che fanno pigliare in faccia. Ma ne si può fare. Non viene con ghiacciare così. No, guardate, io gli ghiaccioli non lo vengo, io vengo soltanto... Io vengo solo caffè. Dicevo, si hanno io un caffè perché a me è brasiliano e genuino, se no hai già dei sacchi e già da me. Ma io tu a me non mi conosci. No. Ma a te tu conosci. Sì, Ti apposta. il quattro principe. Ma pigliate, me la maglia. Io fa poco gusto. Papà, amore, che facci tu? Ma la mia povera pacchezza. Ti sto capo pizza. La sarò, ma tu suggerisci la pizza. E che sta grave, è molto vicino. Io mi troppo che avevo soltanto panino e caffè. Pizza, non c'è Ma io, ma che capo? Ma quale pizza? Ah no, la pizza. No. Oh, pizza. Ehi, ti mandato un cigino avanti, ma se fai margherite, cazzo, fa tutti quello che puoi tu. Guarda. Ma chi sta Mariuzzo? Sì. Avete a chiesto. Questa si chiama Terasina. Ah, no, te ne appesa. Non ci capito tu. Queste sanno tutte le canzoni. E mandatelo a Sanremo, può essere come... No, faccio ridere più di giù. Lì rimane meglio. Ah, dopo. Non passi, che le oggi, uno Tu mi rimane. fai più pizza. Sì, non mi preoccupa, quando la pizza pulita lui lo faccio. Altrimenti, Sì. un festival lo faccio qua. E chi si dove il papà? Vengo 3 caffè io. Oggi. Oggi fa 7 caffè io, non per papà. Ma che ne ci fuori la me? Allora forse ci siamo capiti. No. Venga a parte di Tarzan. E chi? E Tarzan! Ah, sì. Ma questo è Tarzan! Ma io sono! Ah, sì, sta per la sinistra, sta rumeno, lascia andare via. Poi forse non c'è problema. No, è calma da me, mi sto facendo tutto. Tu stai pazzando molto confuso.
Faccio pompire, vai. State a posto. Sì. Così no. Ah no, non fumo, guardate. Sigaretta non ne ho. I mamma non va. Sì, Vero? sì. Riguardo da sì. Sì, ci sta sotto. Tieni la faccia con più bello. Tieni le trezze che scelgono. State buono, già. State buono. State buono. Sogno son desto. E adesso dai da dove vai? Buongiorno signorina. Scusate l'emozione. Tengo i quattro delle passe, sai visto? Dico? Due cose. Due, sì, dico. Un gin fritz. Un gin fritz. È una notizia. Sentite, guardate, il Cino in questo istante se n'è andato insieme a quei due. E la notizia non è per voi, per esempio, ti rendo la notizia fresca. Ma cosa avete capito? Quello che voi avete detto. Io voglio solo bere. Ah, voglio già ciò. E sapere da me una cosa. Sì. Vabbè, portatemi un caffè e poi vi spiego. Uno. Sì. Ma hanno detto che si fa figli Ronnangelo, o rapinatore banca. E a me non ci pensa. O tempo che sei stato come me giurato amore e fedeltà. E poi, solo chiacchiera. Ma ta faccio papà. Ta faccio papà. Signori, scusate, il fatto di pagare. Voi appartenete a qualcuno, a qualche guappo, perché no, sapete com'è? Poi si prendono tutti quanti il caffè, pago uno, pago un altro e nessuno mi paga. Dato un po', me la giro di casa. Non vi preoccupate, io sono una signora. Si vede, sì. Mettete qua e vi spiego. Sì, subito, sì, dite. Conosciate Luciano? Sì, Luciano. Un innamorato in quello che sta a casa là in due palazzi. No, non lo conosci. Come non lo conosci? Quello viene tutte le ore a casa. Ah, sì? Sì, lo conosco. Ah, allora lo conosci. No, non lo conosco. Signori, ma voi come volete a me? Io conosco, no, oppure tocca a me. E poi voglio la mano giù, che ti mando la catasta. Insomma, ma che va trovando? Ah, perciò ti intennava. Stivi tu alle spalle. Insomma, ma che vai trovando? Che sei venuto a fare, cazzo? Io ti ho spiegato già tutto. E non ho già capito buono. Lo vorrei essere di nuovo rispiegato. Vediamo in un fa casino, cazzotto, che ci può sentire qualcuno. Già, perché qua ci troviamo in un luogo di silenzio, dove non si può fare rumore, perché la piccirella dorme ancora a quest'ora e non può essere disturbato, è vero, Luciano? Ma insomma, quello che ti dico, la storia nostra è finita già da un anno e tu mi dormiendo ancora. Ne hai fatta farmi tu, perché eri stufo della mia gelosia, del modo di come mi vestivo, e poi volevo fare comodo tuo. Non erano comodi miei, era un mestiere, sì, e lo faccio con piacere. Già, stai con il tuo presunto suocero e poi si sparti in famiglia. E io sono rimasta a bocca asciutta. Ma non fornisce così, Luciano. Luciano, tu devi essere mio. Ma che fai? Luciano. Allora, ma tu sei pazzo, che ci viene cosa? Lasciamela! E pensi che è venuto il momento da farmi? Se Luciano ha scegliuto a me, un motivo ci sta. E sarebbe? Che mi ama. Che sti motivo? Rincilla, Luciano. Sì, lo vedi. Lo vedi, io la amo. Perciò E senza nessun pozzo vivere. pensa che siamo stati chiari. Entriamo più in crescere. Perciò, addio. Ma addio per sempre. Andiamo insieme, Luciano. Andiamo insieme. Luciano, la faccio papà a te adesso, Luciano, te lo giuro. La faccio papà!
Ma dove sei stato? Sono 4 notti che non torno a casa. Angelo, ma che sta succedendo? Io non devo mettere paura. Non ti maravino manchi uno. Guardi il giorno mi ha riconosciuto. No, E penso che mi hanno cercato. E poi nessuno. no, nessuno. Ma i compagni tuoi stanno. Ti stanno aiutando. Quando è morto non Andrea, sono saltati tutti i programmi per me. Quello sì che era un uomo vero. Quando ci sia un problema, eravamo tutti quanti uniti. Nessuno trascurava nada. Il tuo problema non si risolveva. E mo, ognuno va a strada sua, io vedo. Purtroppo è così. Le vuoi tu sono solo tu. Ma che stai dicendo? Ma che me lo fa pensare? Che questo non guarda e non faccia a nessuno. Ma dove stiamo arrivando? È l'amicizia. Che è la bella parola che tu dici. Ma che mondo è chi sta, Angelo? E tu che fai? Fai come a loro. E che lei? Non mi rispondi. No, Angelo, basta. Questa non è vita. Noi non potremmo correre per tutta la vita. Guarda, ci siamo fatti vecchi. Pensiamo ai figli nostri. Sono grossi pure loro.